Terzo giorno di mobilitazione in Valle della Cornosega per l'incendio scoppiato a mezzogiorno di Pasquetta. Piccoli focolai sono ancora attivi e costituiscono una minaccia per il versante sud del massiccio del Grappa, dove per tutta la giornata hanno operato i volontari dell'AVAB Pedemontana e il personale di Veneto Agricoltura, tutti coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento della Regione del Veneto, che nei giorni scorsi era intervenuta anche con l'elicottero. Sul posto i volontari della Protezione Civile di Zero Branco. A scendere in campo anche un privato che ha portato l'acqua con un mezzo agricolo. La zona è impervia e non facile da raggiungere con mezzi convenzionali. Insomma, la situazione è sotto controllo ma in continua evoluzione, come afferma anche il sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol, che sta tenendo aggiornata la cittadinanza sui social. In corso, dice, c'è il sopralluogo per verificare l'estensione, i danni ambientali subiti ed eventuali tracce di innesco, le parole del primo cittadino, già perché tra le piste resta quella del Dolo, sulla quale continuano a indagare i carabinieri forestali di Asolo.